No, io farei qui, metti qua, se vuoi. Ma dopo lo vediamo dal fondo. Buongiorno, direi di dare inizio a questa parte di evento legato a Verona Fiere, dedicato alla presentazione dei servizi ecosistemici culturali. Io porto il saluto della nostra amministrazione, dell'Agenzia Veneto Agricoltura, e invito appunto tutti i partecipanti appunto a seguirci oggi e comunque anche in diretta streaming. E l'incontro di oggi è appunto dedicato ad una tematica molto nuova nel mondo forestale, che è quella dedicata appunto ai servizi ecosistemici culturali e in particolare a questa tematica della tutela della biodiversità. E per gli addetti ai lavori, i servizi ecosistemici erano quelli che chiamavamo le funzioni del bosco. E, diciamo che le più comuni e le più normalmente così discusse e portate anche ai termini scientifici e tecnici sono quelli della produttività, quella legata alla principale funzione del bosco, che è quella produttiva, quella della produzione del legname o di piccoli frutti o anche di prodotti secondari come i funghi. Poi chiaramente ce ne sono moltissime altre di importanza fondamentale, come quella della funzione del bosco per la difesa dei versanti o anche quella protettiva per le valanghe nel caso dell'inverno. Ecco. Chiaramente ci sono poi altri fattori ecosistemici dati dall'ecosistema forestale, che è quello della depurazione dell'acqua e anche del miglioramento qualitativo dell'acqua, oltre chiaramente a quella attualissima è sempre stata, ma è soprattutto portata alle cronache e soprattutto molto indagata oggi, è quella della fissazione del carbonio. E tutto questo per dire che sono, diciamo, funzioni normalmente riconosciute agli ecosistemi forestali. Invece una particolare attenzione è quella che oggi viene data alla grande categoria dei servizi ecosistemici culturali, che è appunto il tema della giornata di oggi. All'interno di questa grande categoria c'è chiaramente la tutela dei servizi ricreativi, quella che veniva chiamata anche la funzione turistico-ricreativa della foresta, ma soprattutto anche quella della difesa delle riserve naturali e della biodiversità, che è appunto il tema di cui oggi parleremo. La giornata appunto di oggi, scusate, questa qui è una delle attività che come Veneto Agricoltura noi portiamo avanti, cioè la tutela della biodiversità e della gestione forestale sostenibile è chiaramente un connubio fondamentale per avere una gestione corretta dei boschi. Veneto Agricoltura, che è l'agenzia della regione che gestisce le foreste demaniali regionali, attua in tutte le foreste questa politica di gestione del territorio. E una cosa appunto fondamentale di oggi è che l'attenzione che viene data appunto ai servizi culturali è in un certo senso una visione nuova e innovativa delle foreste. La giornata di oggi quindi si articola di una serie di interventi in cui porteremo l'esempio non solo della gestione di Veneto Agricoltura nella sua politica appunto di sostenibilità, ma avremo anche il contributo di PFC Italia, che è appunto diciamo, l'organizzazione che ci sostiene in questo progetto di sostenibilità e di valorizzazione dei servizi ecosistemici, e inoltre la cosa nuova di cui oggi vogliamo anche parlare e presentare è una nuova strategia di collaborazione tra pubblico e privato proprio per la tutela della biodiversità. Quindi vi invito a rimanere qui presenti fino alla fine per poter avere questi approfondimenti nel corso della giornata. Io passo quindi adesso la parola al dottor Fontanive di Veneto Agricoltura, che ci esporrà all'inizio quella che è appunto la politica di Veneto Agricoltura nella gestione della biodiversità e nella tutela della biodiversità. Allora, parto con la presentazione. Buongiorno a tutti, grazie per essere presenti al convegno. Io vi porterò un caso particolare, vi parlerò della tutela della biodiversità nella foresta del Cansiglio. La foresta del Cansiglio, una breve introduzione, molti, anzi forse tutti la conoscono, è una foresta dislocata qui a cavallo fra la provincia di Belluno e Treviso ed è una delle foreste più importanti del Veneto ed è la foresta più importante che gestisce Veneto Agricoltura.
È una foresta fondamentalmente formata da boschi, vedete, e da prati. È una foresta che ha una biodiversità molto elevata, da sempre è uno scrigno di biodiversità sia vegetale sia animale. Infatti il nostro scopo di gestione è proprio quello, come primis, di conservare la biodiversità. La biodiversità, la foresta infatti è all'interno della rete Natura 2000, quindi è un'area SIC ZPS, quindi un sito di importanza comunitaria tutelato, ed è una foresta certificata con lo standard PEFC. Ovviamente la biodiversità, come dicevamo anche prima, è un servizio ecosistemico, ma questo termine è stato coniato negli anni '80 e all'inizio aveva più o meno un concetto molto generale, era una leva verso la popolazione per aumentare, per sensibilizzare la popolazione verso la biodiversità. Era un concetto molto legato agli ambienti dell'ambientalismo, però negli ultimi decenni invece questo concetto si è sempre più legato al benessere dell'uomo, cioè è stato collegato il ruolo che ha il capitale naturale, quindi la foresta, e il benessere dell'uomo, tale che il concetto oggi come servizio ecosistemico viene definito proprio tutti quei benefici che le persone possono ottenere da un ecosistema. Quindi è un servizio se io persona ricevo un beneficio, in questo caso parliamo della foresta. E quindi il mantenimento del capitale, vedete, naturale, quindi è molto molto importante. Questi sono semplificati i principali servizi ecosistemici che noi conosciamo in una foresta: la biodiversità, la regolazione del carbonio e dell'ossigeno, il ciclo dell'acqua, i prodotti del bosco, legname e prodotti secondari come i funghi, e i servizi turistico-ricreativo. Questi sono quelli più semplici che possiamo conoscere tutti. Ovviamente, come avevamo visto nella slide precedente della Elena, la classificazione dei servizi ecosistemici in realtà è molto più complessa e, come l'avevate già visto nella slide precedente, si dividono essenzialmente in sistemi di approvvigionamento, quindi che sono il cibo, l'acqua, eccetera, di regolazione, cioè sono quelli che regolano le capacità dei microclimi, i regimi dei flussi, dell'erosione, della purificazione dell'aria. Ci sono poi i servizi culturali, appunto, in cui entra la biodiversità, ma non solo, anche il valore estetico del bosco, il valore spirituale, il benessere che uno prova anche all'entrare nel bosco, e poi una serie anche di servizi ecosistemici cosiddetti di supporto, che sono la fotosintesi, la formazione del suolo, i cicli dei nutrienti. Ovviamente i servizi ecosistemici, in questo caso la biodiversità, proprio perché sono indispensabili alla vita della collettività, hanno anche un valore dal punto di vista economico. Nella maggior parte dei casi ovviamente è difficile, non viene riconosciuto questo valore. Pensate a una persona che va nel bosco e sta bene nel bosco perché si sente libera, perché non c'è pace, eccetera. Dare un valore, quanto vale quella tua pace all'interno del bosco, non è facile da stimare. Infatti la maggior parte dei servizi si configura come priva di un valore numerico, di un valore di mercato. Non esiste un valore di mercato. Quindi il godimento di tale servizio avviene senza alcun compenso a chi ovviamente offre questo servizio, cioè il proprietario del bosco, e senza alcun costo per chi va a sostenerlo, cioè uno che va a passeggiare nel bosco, salvo che non sia un parco a pagamento, non versa, non quantifica questo valore. Come sappiamo, l'economia classica ha riconosciuto alcuni valori di alcuni servizi ecosistemici, perché i prodotti legnosi, i prodotti secondari del bosco hanno un valore, perché c'è un valore di mercato, c'è un mercato e quindi ha un valore, i cosiddetti PES, cioè pagamento dei servizi ecosistemici. Ma quelli che non hanno un valore di mercato, come ci si comporta? In assenza appunto di questo, in genere
come si stimano? Ci si avvale il cosiddetto concetto della DAP, cioè il prezzo che il consumatore sarebbe disposto a pagare per usufruire di quel servizio. Oppure si può anche stimare come le risorse economiche che servono per ripristinare, recuperare e mantenere quel ecosistema che produce quel dato servizio ecosistemico. Questo è il flusso, quindi lo schema del pagamento dei servizi ecosistemici, quindi c'è il capitale naturale, quindi può essere la foresta, ha una funzione, produce un servizio ecosistemico, l'uomo beneficia di questo servizio sistemico e di conseguenza questo servizio ha un valore economico. Come avvengono i pagamenti dei servizi ecosistemici? Ovviamente oltre a quelli che hanno un mercato, potrebbe essere quello di far pagare un ticket per usufruire di un servizio, però pensiamo anche che vengono pagati anche indirettamente attraverso i sussidi, gli incentivi e i contributi, perché pensate, chi la conosce, alla PAC, la condizionalità, alla rete Natura 2000, cioè esistono dei contributi, dei sussidi che vengono dati ai proprietari di terreni, ai proprietari di boschi per mantenere la biodiversità, per mantenere dei minimi standard di tutela ambientale. Quindi questo alla fine è un pagamento in via indiretta del servizio ecosistemico. Oppure ci potrebbero essere delle ecotasse verso chi usufruisce o sgravi fiscali a chi produce questo servizio ecosistemico. Oppure ci sono delle tariffe per acquisto dei servizi. La tariffa può essere un biglietto, ma può essere invece che il gestore forestale, su questo poi che ci concentreremo, può attrarre delle sponsorizzazioni di investitori privati, cioè che vogliono promuovere e comunicare l'impatto positivo nel sostenere la biodiversità. In poche parole, una impresa compra della biodiversità e praticamente mette dei soldi per mantenere questa diversità e quindi può fregiarsi sulla sua pubblicità, sui propri canali social, eccetera, può fregiarsi di essere un'azienda green, perché è un'azienda che tutela la biodiversità. Questo poi vedremo esattamente che è quello che è stato fatto nella foresta del Cansiglio. Importante è un altro passo, certificare anche i servizi ecosistemici. Quindi una volta che li abbiamo definiti, li abbiamo quantificati, li abbiamo dato un valore, è importante certificarli, perché come vedete la certificazione ha queste tre funzioni: dimostra in modo credibile gli impatti e le misure che il proprietario fa per la conservazione della biodiversità, facilita l'accesso ai mercati dei servizi ecosistemici e migliora poi l'accesso a una serie di finanziamenti e alle attività di gestione che generano impatti verificati di conservazione, miglioramento e ripristino di servizi ecosistemici. Quindi la certificazione è una parte fondamentale del processo. Noi come Veneto Agricoltura, come gestione, siamo certificati secondo lo standard PFC e PFC Italia appunto ha ideato con PFC ITA SE 2021 proprio tre ambiti dedicati alla certificazione dei servizi ecosistemici, in particolare lo stoccaggio e assorbimento e emissione del carbonio SE1, la tutela della biodiversità, quella che interessa a noi è SE2 e la funzione turistico-ricreativa è S3. Ecco che la foresta del Cansiglio è stata la prima foresta certificata PFC per la biodiversità. Tutto il procedimento deriva da un progetto Interreg Italia-Austria chiamato BioDelta 4, fatto qualche anno fa, in cui noi ci siamo posti, prima di poter arrivare a dire quanta biodiversità c'era in Cansiglio, abbiamo detto ma lo sappiamo che c'è molta biodiversità, però cerchiamo di quantificarla, di dare un valore numerico a questa certificazione e poi di conseguenza poi dare anche un valore economico. Questo progetto è proprio servito per dare un valore alla biodiversità e poterla certificare attraverso tutta una serie di indicatori, sono molteplici che adesso non sto a indicarvi, i quali però hanno portato a un indicatore
sintetico, ha un valore sintetico, che è questo, in cui quando tu all'interno del tuo patrimonio, del tuo capitale naturale, hai un punteggio inferiore a 15, questo è insufficiente, quindi la tua biodiversità non è certificabile. Se hai tra 15 e 25 è sufficiente, è certificabile, però devi fare dei miglioramenti, devi migliorare, devi fare degli interventi per aumentare la biodiversità. Maggiore di 25, se il punteggio tuo è maggiore di 25, invece è certificabile e hai un valore eccellente. Per darvi un'idea, la foresta del Cansiglio aveva raggiunto un punteggio superiore ai 30, quindi era sicuramente certificabile, ma anche con una biodiversità molto molto elevata. Ecco che una volta quindi visto la biodiversità, dato un valore numerico, certificata la biodiversità, abbiamo detto a questo punto, diamo anche un valore economico a questa biodiversità. E allora abbiamo creato delle schede utilizzando quel procedimento che vi dicevo prima, cioè non c'è un valore di mercato per la diversità, ma che valore le abbiamo dato? Quello che servirebbe per mantenere, recuperare, ripristinare la biodiversità. E quindi abbiamo fatto 4 schede che hanno un titolo e ogni scheda, adesso ve ne mostro un esempio, ogni scheda, a parte la descrizione generale, eccetera, ogni scheda è formata da una serie di azioni. Come vedete, ogni azione ha un costo e anche una quantificazione di quante se ne possono fare. Ad esempio, tagli selettivi al fine di migliorare l'articolazione del bosco. L'articolazione del bosco, migliorare quella vuol dire aumentare la biodiversità perché vi entrano altre componenti. Il costo quant'è? 2.000 euro a ognuna e sull'area certificata al massimo se ne possono fare 8. Quindi abbiamo creato una scheda con un valore finale e quindi abbiamo detto per noi in Cansiglio la biodiversità su questa scheda vale 137.000 euro e 200. Quindi le abbiamo dato un valore economico dicendo quanto serve per aumentare e mantenere la biodiversità. Quindi il passo successivo qual è stato? Qualcuno, qui la sinergia fra pubblico e privato, qualcuno vuole comprare questa biodiversità? Qualcuno è disposto a investire dei soldi per tutelare questa biodiversità e quindi fregiarsi di quello che vi diceva di essere un'azienda che sostiene green, che sostiene la biodiversità? Stiamo andando sul mercato? Sì, qualcuno si è già fatto avanti. E di queste schede uno non è che deve comprare tutta la scheda, cioè tutti i 137.000 euro, può comprare anche una singola azione, un singolo punto, può comprare quello che vuole, l'importante è che dimostri di mantenere, di essere sensibile verso questa biodiversità. Fatto sta che l'anno scorso, a metà anno, abbiamo avuto un contatto con Unilever Italia, che è una società leader nello sviluppo e commercializzazione di prodotti di largo consumo, vedete con marchi nei settori dell'ice cream, del foods, dell'home and personal care, con la quale abbiamo stipulato un contratto e ha deciso di comprare quelle azioni di biodiversità e ha comprato quelle azioni per un totale di 22.800 euro. Azioni che riguardano in questo caso la realizzazione di recinzioni su un ettaro di superficie e la relativa messa a dimora delle piantine all'interno. Queste erano soprattutto queste recinzioni servono per aumentare la biodiversità laddove c'è una forte concorrenza degli ungulati verso la parte forestale e laddove magari era venuto i danni della tempesta Vaia. Poi ci sono queste 2 prime azioni Veneto Agricoltura le ha già sviluppate nell'autunno del 2023, ha già realizzato il recinto, ha già messo a dimora tutte le 1.200 piantine e adesso sta realizzando gli altri punti, le radure e poi l'ideazione grafica, i pannelli che servono per spiegare l'intervento. Quindi la foresta del Cansiglio, oltre a essere la prima foresta certificata per la biodiversità,
è anche il primo esempio in cui siamo riusciti a dare un valore e a vendere una prima parte di questa biodiversità. Noi adesso speriamo che altre aziende, altri partner si facciano avanti per portare avanti tutti gli investimenti, tutte quelle schede che abbiamo visto prima, e in modo che la biodiversità possa essere anche diffusa e le aziende credano in queste azioni di tutela. Ma io mi fermerei qui e vi ringrazio per l'attenzione. Sì, sì. Sì, fammi un segnale quando i miei minuti stanno scadendo, magari. Buongiorno a tutti, io sono Francesca Dini del PFC Italia. Oggi sono qui per farvi una panoramica di quanto è stato già detto dal precedente relatore rispetto a quella che è la certificazione PFC e quello che è stato il percorso della Foresta del Canziglio in questi anni. Quindi prima di parlarvi della certificazione vi dico perché è importante certificare un bosco e che cosa significa certificare un bosco per la sua gestione forestale sostenibile, e dopo entreremo nel merito di quello che è l'attività che è stata fatta proprio qui in Veneto. Andrò velocemente su questa parte, ma vi dico che quello che ci preoccupa a tutti i livelli e in tutti i settori in questo momento è il cambiamento climatico, e come potete vedere da questa slide il secondo settore che più impatta sulle emissioni di CO2 è proprio la deforestazione, che per il 18% è responsabile delle emissioni di CO2 in atmosfera e quindi dell'innalzamento delle temperature e di tutto quel fenomeno che chiamiamo cambiamento climatico, che possiamo anche noi quotidianamente andare a vedere e testare su quello che è la nostra quotidianità. Come incide la deforestazione sul cambiamento climatico? Incide molto soprattutto in paesi lontani da noi, perché come vedete da questa slide in Europa le foreste crescono, mentre negli altri paesi del mondo la deforestazione è un fenomeno molto preoccupante che è stato in forte crescita. Ed è anche vero che recentemente, rispetto alla slide precedente, questi come vedete sono dei dati più aggiornati, la deforestazione sta diminuendo e le foreste quindi crescono. Perché succede questo? Perché negli ultimi decenni sono stati messi in atto una serie di leggi a livello nazionale ed internazionale, con la due diligence, ad esempio, che a partire dal 2013 andava proprio a frenare questo fenomeno dell'importazione di quel legno che doveva venire da deforestazione, quindi da filiere illegali. Con la due diligence si cercava quindi di tracciare le importazioni del legno nei paesi europei, cercando quindi di dare priorità a quelle filiere legali sostenibili e frenando la deforestazione. Ci siamo riusciti? Un po', non del tutto. In realtà ci sono stati comunque dei fenomeni ben tracciati che ci hanno fatto vedere che il legno illegale è ancora un grosso problema che non siamo del tutto riusciti a frenare. La nostra cara due diligence però adesso è stata sostituita da una nuova direttiva che si chiama invece EUDR, che prende il nome di deforestazione zero. Questa non interessa unicamente le filiere del legno, ma tutte quelle filiere, come vedete riportate nella slide, carne, cacao, caffè, soia, olio di palma e gomma, che sono responsabili della deforestazione a livello mondiale. Qual è il ruolo dell'Italia? Il ruolo dell'Italia è un ruolo molto pesante, perché noi siamo tra i primi importatori di legno al mondo
e molto di questo legno, sebbene ci siano delle regolamentazioni che dovrebbero frenare quella che è il legno illegale, è ancora legno illegale. E di conseguenza l'Italia gioca un ruolo fondamentale nel frenare questo fenomeno. La certificazione forestale diventa quindi uno strumento importantissimo che ci permette da un lato di contrastare quello che è l'illegalità, perché richiede che ci sia una tracciabilità specifica per ogni lotto che si utilizza, e allo stesso tempo ha lo scopo di frenare l'importazione da altri paesi e di promuovere quelle che sono le nostre filiere locali, quindi un legno locale da filiera breve che viene introdotto nelle nostre filiere dei settori di carta e legno. Quindi che cos'è la certificazione? È uno strumento che consente tracciabilità e in alcuni casi la rintracciabilità dei prodotti forestali. Al mondo ci sono 2 enti che permettono questi fenomeni di certificazione forestale. Noi che siamo il PFC Italia e l'altro ente normatore che invece è FSC Italia. Siamo entrambi presenti a livello mondiale in tutti i paesi. PFC Italia rispetto a FSC ha comunque la maggior parte di boschi certificati al mondo, circa, purtroppo dobbiamo dirlo, il 10% dei boschi nel mondo è certificato. Di questi 10%, il 9% è certificato secondo lo standard PEFC, mentre l'altro 1% ha o la doppia certificazione PFC-FSC oppure è unicamente FSC. L'importanza della certificazione forestale ci viene ricordata anche nel testo unico forestale, che è uno strumento, un decreto legislativo che è stato emanato nel 2018, che ricorda come le certificazioni volontarie, perché sia PFC che FSC sono certificazioni volontarie, hanno un ruolo molto importante nella tutela dei nostri boschi e delle filiere che ne derivano. A supporto di questo anche la strategia forestale nazionale ci ricorda che la certificazione è proprio strumentale al raggiungimento degli obiettivi che la strategia forestale nazionale si pone. Come introduzione direi che vi ho detto già abbastanza, quindi andiamo a parlare poi di quello che è il PFC. Abbiamo detto che è un ente normatore che è presente in tutto il mondo. Qual è il suo ruolo? Quello di dare indicazioni per la gestione forestale sostenibile, e lo facciamo attraverso una serie di norme e poi tracciare le filiere che ne derivano. Questa è la situazione mondiale a livello della certificazione PFC. Come vedete, anche se siamo un ente presente in tutto il mondo, le filiere forestali e i boschi che sono certificati non sono disponibili in tutto il mondo. Come vedete, l'Africa è abbastanza ancora un territorio inesplorato per noi. Solamente le aree che vedete in verde scuro al momento hanno foreste certificate. Quelle in verde chiaro sono in fase di certificazione, mentre il giallo sono paesi dove ci sono le filiere che usano i prodotti certificati ma non i boschi. Abbiamo avuto un brusco calo degli ettari certificati con la guerra in Russia e Bielorussia, perché prima quelle erano tutti boschi certificati che attualmente, a causa della guerra, quindi legno illegale che alimenta i conflitti, hanno perso la loro certificazione. Al momento queste aree non sono più certificate. Tornando a noi, il PFC ha degli standard, degli strumenti che ci permettono di dire che la gestione di un bosco è certificato, legale e sta tutelando quel bosco ora e in futuro. Questi 2 primi strumenti che abbiamo ormai da più di 20 anni, 22 ad oggi, sono quello di gestione forestale sostenibile, quindi che interessa i boschi, e quello delle piantagioni, all'interno del quale rientrano la pioppicoltura e le piantagioni policicliche. Abbiamo sentito l'esigenza di andare ad espandere quella che è la gestione forestale anche in altre aree di interesse, tra cui il verde urbano, quindi i parchi pubblici o i filari di alberi che si trovano lungo le strade, e l'agroforestazione, quindi una tipologia di gestione delle piantagioni in cui abbiamo insieme anche l'agricoltura o l'allevamento degli animali.
Ovviamente bisogna tracciare tutte le filiere che derivano da questi settori e quindi abbiamo uno standard di catena di custodia che segue il materiale che lascia il bosco lungo tutte le fasi produttive, dalle segherie quindi fino al consumatore finale, che ritrova il logo PFC sui prodotti certificati e quello è un simbolo di tutte le caratteristiche positive che quel prodotto sta portando con sé. A fianco di questo abbiamo poi prodotto nel 2021 un nuovo standard che è presente al momento solo in Italia per i servizi ecosistemici dei boschi. Questo è uno standard abbastanza innovativo, anche PFC Internazionale sta cercando di produrne uno proprio, ma noi siamo stati i primi che abbiamo voluto insistere su questo settore. Questo perché ci consentiva di dare un maggior valore a quelle che sono le filiere forestali. Purtroppo ancora parlare di boschi e parlare della loro gestione attiva risulta molto difficile, non tra gli esperti e i tecnici, ma a quelle che è il consumatore, al pubblico generale, perché il tagliare un albero è ancora uno di quei argomenti che è difficile trasmettere, di cui è difficile parlare, che è anche difficile mostrare durante un telegiornale. Se si parla di gestione forestale, vedrete che non c'è mai un'immagine di un albero che viene tagliato, perché è ancora purtroppo un argomento molto difficile da trattare perché difficile al momento da comunicare. I servizi ecosistemici ci permettono di far capire con una comunicazione più semplice, parlando magari della tutela di una specie animale o della tutela anche di una specie vegetale, che è possibile attraverso la gestione attiva e quindi anche il taglio dei boschi di andare a tutelare degli ecosistemi che magari si stanno perdendo nel tempo. Questi strumenti, come vedete, piano piano si stanno accrescendo anche in Italia. Questo è un report di quello che è la nostra attività nell'anno scorso, quindi nel 2022, in cui vedete come negli anni la certificazione forestale è cresciuta. Stiamo arrivando a 1 milione di ettari certificati in Italia e questo ovviamente è come questi ettari sono suddivisi tra le regioni italiane. Il nord Italia è sicuramente il primo settore, la prima area che ha abbracciato la certificazione PFC e piano piano si sta avvicinando anche il centro Italia e con più lentezza anche il sud Italia. Questa è un'altra visualizzazione di quella che è la certificazione PFC nelle varie aree. E quindi cosa facciamo noi? Certifichiamo il bosco e tutte le sue filiere. Come vedete qui ci sono una serie di filiere che vanno dall'energia, spesso l'energia non viene considerata, ma se utilizziamo delle biomasse forestali certificate, anche l'energia che ne deriva è energia a sua volta certificata. Abbiamo poi prodotti forestali non legnosi, qui ci sono dei funghi, e poi dei prodotti più complessi, le matite, il parquet o anche degli edifici che sono costruiti in legno certificato PFC. E quindi arriviamo ai servizi ecosistemici, come vi dicevamo. Il bosco è un ecosistema molto complesso e ci dà una serie di benefici che noi indirettamente sfruttiamo senza però ricompensare né lui né i proprietari forestali che lo gestiscono. In particolare noi abbiamo cercato di concentrarsi su quei servizi ecosistemici che, come veniva detto prima, ancora non avevano una loro valutazione economica e che quindi non venivano in nessun modo remunerati. Perché tra i servizi ecosistemici del bosco abbiamo il legno, i prodotti forestali non legnosi, che hanno però già un loro valore economico. A questo abbiamo voluto aggiungere la biodiversità, la sua tutela e il suo incremento, la capacità del bosco di stoccare carbonio nella sua biomassa vegetale, la fruibilità turistica e poi speriamo in un breve futuro di aggiungere a questo anche la certificazione dei servizi idrici e della tutela idrogeologica. Questo è un sogno che spero realizzeremo presto. Come vi dicevo, perché l'abbiamo scelto? Proprio perché ci consente una comunicazione molto più semplice su questo tema e quindi pensiamo di andare avanti in questo settore proprio per questo motivo. Devo dire che abbiamo avuto una risposta estremamente positiva e il mercato anche dei servizi ecosistemici ci fa capire che siamo
nel momento giusto e nella direzione giusta per andare avanti in questo settore. Quindi ecco, il nostro obiettivo qual è? È quello di far apprezzare i servizi ecosistemici, perché i servizi ecosistemici di per sé, una volta certificati, sono sicuramente una bellissima cosa, un bellissimo intento, ma l'intento finale qual è? Parlare della gestione forestale, aumentare la gestione forestale in Italia, ma anche dare un ritorno economico a quello che sono i gestori forestali che scelgono di certificare la loro foresta e di applicarvi quindi una gestione attiva e sostenibile, aumentare o tutelare i servizi ecosistemici e poi, come nel caso di cui vi parliamo ad oggi, avere un soggetto privato che capisce il valore di questa attività e dà una remunerazione economica al proprietario forestale. E l'azienda che cosa fa? Fa un'attività positiva per l'ambiente e allo stesso modo trova uno strumento di green marketing che può rivendere verso il consumatore, andando anche ad impattare su quelli che sono gli ESG, oggi che è un tema estremamente importante, soprattutto sui rapporti di sostenibilità delle aziende produttive. Questo, come vi dicevo, è il momento adatto per fare questa tipologia di attività, perché nel corso del tempo il mercato ha avuto un cambio di paradigma. Inizialmente l'unica cosa che cercavano le aziende è che venivano da noi e ci dicevano: vogliamo ridurre il nostro impatto perché nei nostri rapporti di sostenibilità dobbiamo andare a dire che emettiamo tot tonnellate e dobbiamo fare qualcosa per ridurle. Fortunatamente questo paradigma è poi cambiato nel tempo, perché siamo passati alla ricerca di una neutralità, non più di una riduzione, che era una strategia chiamata good for business, a quella attuale che invece è una strategia di rigenerazione. Io produco, impatto sull'ambiente, quando posso riduco le mie emissioni in house, la nostra nuova normativa obbliga le aziende a ridurre in house prima di tutto le loro emissioni e poi andare a neutralizzare quelle che non riesce a ridurre internamente. In questo modo si crea un business for good. Che cosa significa? Che si crea un processo di carbon insetting. Le aziende cercano di ridurre le proprie emissioni e agiscono positivamente sull'ambiente su cui loro insistono e su cui loro lavorano. Le grandi compagnie in questo momento si stanno dirigendo in questa direzione. I servizi ecosistemici e la loro certificazione, che risulta essere addizionale a quella della gestione forestale, per noi in questo momento impattano su questi tre settori: il carbonio, la tutela della biodiversità, la fruizione turistico-ricreativa e l'idoneità al benessere forestale. Gli ultimi due sono quelli che chiamiamo servizi culturali, che sono quelli veramente più difficili da quantificare e a cui dare un valore economico. Per quanto riguarda il carbonio, dirò velocemente che per noi il carbonio che può essere quantificato è solo quello addizionale. Che cosa significa addizionale? Che il bosco di per sé cresce, sia che ci sia l'uomo che lo gestisce, sia che ci sia l'uomo che non lo gestisce, sia che l'uomo lo gestisce bene, sia che l'uomo lo gestisce male. Quindi come possiamo effettivamente dare valore alle nostre scelte attive di gestione del bosco? Tramite l'addizionalità, ovvero tutte quelle pratiche di gestione del bosco che sono addizionali rispetto a una gestione convenzionale del bosco. Io scelgo in questo momento di aumentare la capacità del bosco di stoccare il carbonio tramite una serie di pratiche che sono poi quantificabili tramite delle operazioni matematiche anche abbastanza semplici. Diverse aree forestali, diverse aziende hanno scelto di intraprendere questo percorso. I boschi carnici ne sono un esempio in Friuli, Leroy Merlin che ha scelto proprio di acquistare o di prendere in gestione alcuni boschi del nord Italia per fare questo tipo di attività tramite la sua azienda Rigeneriamo, e l'Appennino tosco-emiliano che ha addirittura creato una piattaforma di scambio dei suoi crediti di sostenibilità che sia nel 2022 che nel 2023 è riuscita a vendere tutti i crediti di sostenibilità prodotti, scusatemi. E arriviamo alla tutela della biodiversità, che riguarda proprio il caso di cui stiamo parlando. La tutela della biodiversità per noi è stata
un successo abbastanza grande che siamo riusciti ad avere grazie al progetto BioDelta 4 di cui vi è stato già parlato in precedenza, che ci ha fornito quelli che erano gli indicatori per andare a stimare la biodiversità di un bosco. Ovviamente questo progetto, essendo sviluppato in queste aree, riusciva a dare un'indicazione abbastanza precisa della biodiversità delle aree alpine, ma non di tutte le aree italiane, che sono anche appenniniche. Di conseguenza, nell'ultima versione del nostro standard abbiamo fatto una fusione, un'integrazione di quelli che sono i risultati del processo BioDelta 4, del progetto BioDelta 4 e il progetto GoPro4, che entrambi andavano ad analizzare la biodiversità dei boschi. Ad oggi questo standard quindi è applicabile a tutte le aree italiane, con l'eccezione di quelle che sono le pinete mediterranee, che hanno una particolari caratteristiche che ancora non possono essere incluse. Ovviamente che cosa abbiamo fatto? Ci sono una serie di indicatori che io adesso non vi sto a spiegare, li vedete da soli, sono 13 indicatori, 9 che approfondiscono quelle che è la gestione forestale sostenibile dei boschi e 4 nuovi indicatori che vanno invece a considerare quelli che sono i dendromicrohabitat, siti riproduttivi per gli animali che non sono invece coinvolti nella gestione forestale sostenibile, le radure e le connessioni ecologiche. Questo è il primo certificato di Veneto Agricoltura, che al momento non è più valido, però è il primo certificato con cui abbiamo dichiarato la prima certificazione nel 2021 del servizio ecosistemico biodiversità. E la biodiversità come siamo riusciti a dargli un prezzo? In realtà non ci siamo riusciti noi, ma sono riusciti proprio loro di Veneto Agricoltura. Hanno scelto una serie di pratiche addizionali che andavano ad aumentare la biodiversità già certificata. In questo modo l'addizionalità poteva in qualche modo essere venduta, come il prezzo dell'applicazione della buona pratica era il prezzo dell'aumento della biodiversità in quel particolare settore. E quindi ecco, questo è il primo esempio di cui noi siamo testimoni di dare un valore alla biodiversità aumentata di un bosco, e vi daranno maggiori dettagli su questo anche i successivi speaker direttamente di Cardor, che andranno a darvi un'idea di quello che è stata la loro attività su questo territorio. Infine, qual è il terzo settore a cui ci siamo concentrati? È il turismo, la fruibilità turistica e il forest bathing. Ancora più difficile da dargli un valore, ci sono alcuni studi scientifici che ne parlano e io ve ne parlerò in più in dettaglio successivamente. Per adesso io vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola a Unilever e Cardor. Grazie. Adesso appunto ci colleghiamo con gli altri interlocutori dell'evento di oggi, che sono appunto i referenti di Carta d'Or. Un attimo che facciamo il collegamento da streaming. Ecco qui. Ci siamo. Siete collegate e come avete capito questo standard volontario è stato appunto preso ad esempio anche dalla azienda Unilever Cardor, che ha visto in Veneto Agricoltura un valido partner per poter appunto operare in azioni di tutela della biodiversità e di inserirsi appunto in queste azioni di green marketing di cui adesso vi parleranno. Grazie, lascio allora la parola a Valentina Chiaramonte e Enrica Bucciano di Carta d'Or. Salve, buongiorno a tutti. Come già detto dalla dottoressa Piutti, sono Valentina Chiaramonte, sono qui in rappresentanza dell'Unilever, molto più nello specifico in rappresentanza del brand Cardor, che nel 2023 ha collaborato con Veneto Agricoltura in un percorso di impegno che Unilever ha preso nei confronti dell'ambiente. Allora, prima di iniziare vorrei farvi vedere un breve video, quindi spero che l'audio si senta. Ice cream is all about spreading happiness and winning smiles, but there are no happy people without a happy planet. As the world's largest ice cream company, non vediamo il video. Non si sente? No, e non vediamo il video. Ah, aspettate, scusatemi.
Strano però perché... Ah no, giusto, perché non ho cominciato la condivisione. Chiedo scusa, ero convinta di essere già in condivisione. Allora, non è qui. Ok, perdonatemi. Entire screen. Aspettate, voglio accertarmi che ci sia l'audio. Ok. Ok, Perfetto. ora si vede, vero? Sì, sì. Si vede, ma lo devo far ripartire. Ok. Ice cream is all about spreading happiness and winning smiles. But there are no happy people without a happy planet. As the world's largest ice cream company, we have a huge responsibility to change the ice cream industry for the better. Ice cream has a relatively high carbon footprint. In fact, ice cream represents 20% of Unilever's greenhouse gas footprint. Unilever's commitment is therefore clear. We want to achieve net zero by 2039, with a 40% reduction by 2030. We have a robust plan in place to achieve this ambitious goal, but we need everyone to contribute, and there's no time to lose. Ok, mi fermo qui perché poi entriamo in tecnicismi che credo siano poco interessanti, ma passo a raccontarvi quello che è l'impegno di Unilever e di Cardor. Già da qualche anno a questa parte Unilever ha preso un impegno concreto nei confronti dell'ambiente e ha una visione che è quella di far crescere il business dimezzando l'impatto ambientale e aumentando invece l'impatto sociale positivo. All'interno di questo percorso Cardor è stato uno dei primi brand che si è impegnato fattivamente per la sostenibilità e per il rispetto dell'ambiente. Nel 2019 infatti abbiamo convertito le vaschette delle nostre range di gelato da 100% plastica a materiale compostabile e riciclabile. Questo significa che le nostre vaschette in carta sono totalmente compostabili, si possono gettare nell'umido e questo è stato un passo enorme. Abbiamo fatto questo passo accompagnati da PEFC, loro ci hanno certificato le nostre vaschette e quindi possiamo dire che le nostre confezioni sono realizzate con materia prima da foreste che sono gestite in maniera sostenibile. Il logo che vedete qui, Proteggiamo insieme ai mari, è stato il primo impegno del brand Cardor. Nell'anno 2019 e nel 2020, in partnership con WWF, Cardor si è impegnato a liberare i mari dalla plastica. Prima di tutto con l'azione appunto del cambio delle vaschette, passando dalla plastica alla carta, ma in seconda battuta anche organizzando dei tour di pulizia delle spiagge. E ad oggi, se facciamo un conto della situazione attuale, nel 2023, alla fine del 2023 abbiamo tirato un po' le somme e possiamo dire che siamo fieri di poter comunicare che abbiamo ridotto il quantitativo di plastica nell'ambiente di 564 tonnellate, così come abbiamo ridotto l'emissione di CO2 di 951 tonnellate, quindi dei numeri di cui andiamo estremamente fieri. Che cosa abbiamo fatto in questi anni? Abbiamo mantenuto la nostra partnership con PFC e insieme a loro abbiamo selezionato dei progetti da seguire e a cui dedicarci per aver cura della sostenibilità e della biodiversità. Uno dei primi progetti fatti in collaborazione con loro appunto per la sostenibilità è stato quello che abbiamo portato avanti nel 2021 insieme al bosco, al comune di Rocca di Papa, dove abbiamo certificato insieme a PFC 1400 ettari di bosco del territorio locale. E questo è stato uno dei primi passi proprio verso la sostenibilità, diciamo, occupandoci principalmente di foreste e di boschi. Nel 2023 invece questo impegno è stato portato avanti insieme a Veneto Agricoltura per l'area del Canziglio. E nello specifico, insomma, le attività sono state già spiegate precedentemente da altri relatori. Comunque, insomma, Cardor si è occupato di sponsorizzare la costruzione di alcuni recinti per favorire la crescita di piante come il faggio e l'abete rosso e per proteggerle dai cervi. Ci sono state messe a dimora alcune piantine di faggio e di abete bianco e poi ci sono state le realizzazioni di queste radure
per migliorare l'articolazione strutturale del bosco. Ora non entro nel dettaglio tecnico perché non è proprio il mio campo, però insomma sicuramente i colleghi di Veneto Agricoltura potranno raccontare anche più in dettaglio tutto quello che è stato fatto. Noi come Cardor siamo contenti di aver partecipato e di aver sponsorizzato questa attività perché insomma abbiamo a cuore veramente l'ambiente e cerchiamo di impegnarci continuamente per trovare sempre nuovi progetti e per essere fattivamente complici di un ambiente più sano e più protetto. E appunto noi continueremo a collaborare con PFC nei prossimi anni e continueremo a scegliere dei progetti di sostenibilità da seguire con impegno e dedizione. E vi ringrazio. E torno Perfetto, allo grazie. schermo. Sì, ringraziamo quindi Valentina Chiaromonte e Erika Bucciaro per l'intervento che hanno fatto e perché per noi di Veneto Agricoltura è stato il primo passo innovativo verso appunto una collaborazione pubblico-privato ma finalizzata per gli stessi obiettivi, cioè quella della tutela dell'ambiente e della biodiversità. Chiaramente questa sinergia è stata possibile grazie a questo collante dato dalla certificazione forestale, che è appunto un atto volontario che però appunto è indirizzato con gli obiettivi appunto della gestione forestale sostenibile. Perfetto, se volete rimanere collegate e seguire il resto dell'evento, si chiude diciamo con l'intervento ancora di Francesca Dini di PFC Italia, perché quello che noi vogliamo fare è appunto guardare avanti. Abbiamo visto che i servizi forestali sostenibili, i servizi culturali sono ampi, sono in progress, sono in fase di sviluppo e di approfondimento e sono soprattutto molto anche difficili da comunicare al pubblico, perché chiaramente come tutte le cose nuove che vanno, di cui bisogna prendere confidenza, ci vuole appunto del tempo e soprattutto farne capire il valore e anche l'apprezzamento. Quindi io inviterei nuovamente Francesca Dini, la dottoressa Dini, a illustrarci questa sezione e a portare alla nostra attenzione l'ultima parte dell'evento della giornata. Grazie intanto, passo la parola. Allora sì, ci sono ancora io per concludere, per parlare di quelli che possono essere prospettive future, perché come ha detto la dottoressa Piutti, per loro questa è la prima esperienza di un collegamento tra pubblico e privato, però vi devo dire che per la biodiversità questa è la prima esperienza in Italia, quindi loro sono stati innovatori in questo, sono stati i primi ad avere la certificazione della biodiversità, ma i primi anche a prendere questa strada di un finanziamento tramite un'azienda privata. E perché potrebbero essere i primi anche per un'altra attività legata a servizi ecosistemici, magari quelli proprio culturali, quindi fruibilità o idoneità al benessere forestale. Questi sono gli ultimi due allegati presenti nel nostro standard. Inizialmente ci siamo concentrati sulla fruibilità turistica, quindi sul turismo. Perché? Perché il nostro obiettivo era appunto dare valore alle foreste e alla loro gestione. E il turismo era un valore che potevamo dare abbastanza facilmente perché ci sono molte persone che apprezzano passare tempo in foresta e all'aperto. In realtà la certificazione del turismo è abbastanza semplice, si basa su due principi che riguardano la pianificazione di una strategia per la ricreazione turistica e la sua implementazione. Quindi vedete una serie di indicatori che sono abbastanza semplici, anche compilativi, che permettono di andare prima di tutto ad identificare in un'area quali sono le possibili attività che ci si possono svolgere al loro interno per indicare al possibile fruitore che cosa può trovare e che cosa può fare banalmente in un'area certificata per il turismo. E poi serve una serie di indicazioni e predisposizione per strutture, magari per picnic o per altre attività che si possono svolgere all'interno del bosco certificate e dare un orientamento, cioè ci sono dei percorsi? Sì, ci sono. Chi li può seguire quei percorsi? Possono essere facilmente attraversati da chiunque, da famiglie, da bambini, da persone che hanno magari degli handicap motori?
e quindi è necessario che sia fatta una corretta comunicazione sia sui percorsi disponibili che anche sulla certificazione, perché appunto è importante parlarne. Oltre a questo è importante spiegare se c'è una stagionalità. I percorsi sono aperti tutto l'anno. Durante la stagione invernale in cui ci sono forti nevicate è possibile andare in quei percorsi, oppure d'estate sono facilmente fruibili. Ad esempio ci sono delle zone in Lazio dove a causa della presenza di insetti la stagione estiva non è un periodo in cui alcune zone sono fruibili. Bisogna poi fare una corretta anche comunicazione sulle possibili pericoli che le zone possono portare, in questo caso all'attenzione ai lupi o ci sono dei casi in cui le zone sono soggette a frane. Anche questo deve essere una comunicazione che va fatta chiaramente al fruitore. E anche se c'è possibilità di parcheggio o raggiungere quei luoghi tramite una viabilità semplice. L'accessibilità anche per persone che hanno magari dei problemi motori. Ovviamente ci sono delle aree già certificate, questo è l'esempio di Selvamar in Umbria, l'unico bosco certificato che abbiamo in Umbria, che ha fatto anche della sua certificazione del turismo un'occasione per parlare di sé, per portare gente nelle loro aree certificate. In questo caso hanno creato un sito internet specifico dove hanno riportato la tipologia di percorsi che sono fruibili in quella zona e la tipologia di specie che magari sono presenti all'interno dell'area, oltre le zone e le attività che possono essere fatte nel loro bosco. Di più, rispetto a questo, che cosa fanno loro? Hanno organizzato una serie di attività che portano pubblico nelle loro zone. Fanno parte di una serie di boschi che prendono parte alla festa dei boschi, una giornata durante la quale fanno attività come creare sculture in bosco, sculture lignee, oppure fare rappresentazioni per bambini o passeggiate nel bosco in cui si ritrovano delle zone in cui ci sono dei momenti musicali. Tutto questo gli ha permesso di avere maggiore visibilità e di offrire anche visite guidate per scuole o per centri estivi ed organizzare quindi corsi di formazione anche sulla gestione forestale sostenibile. E passiamo a questo, la natura fa bene. Perché molti vanno in natura? Perché effettivamente dopo aver passato un paio di ore facendo trekking o una passeggiata in mezzo al bosco si sentono rigenerati. E questo penso l'abbiate pensato tutti, se siete qui sicuramente siete stati in bosco abbastanza spesso. Ed effettivamente ci sono nel corso degli anni, soprattutto recentemente, delle evidenze scientifiche che mettono in evidenza come stare in bosco crei un beneficio fisico. Non abbiamo scoperto niente, perché fino dalla scuola ippocratica si parlava del beneficio della natura sulla salute dell'uomo. Ci sono tracce e studi riguardanti i primi giardini ristorativi che già esistevano nel Medioevo, ovvero i malati venivano fatti soggiornare o stare in luoghi in cui erano presenti dei giardini, fino alla tradizione giapponese abbastanza recente che studi su questa hanno portato alle evidenze che effettivamente ci sono dei vantaggi proprio sulla fisiologia umana nel passare un determinato tempo all'interno delle foreste. Il forest bathing non l'abbiamo creato noi, è una disciplina orientale che esiste dagli anni '80 in avanti ed è stato visto effettivamente che questa attività condotta in tempi e modi adeguati aveva la possibilità di andare a regolarizzare il battito cardiaco, ridurre la pressione e aumentare la nostra risposta immunologica contro le malattie. Però noi siamo il PFC Italia, noi ci occupiamo di boschi, non ci occupiamo della passeggiata o delle attività che si fanno all'interno del bosco. Quindi su cosa siamo andati a concentrarci? Ci siamo concentrati su quelle che sono le caratteristiche che sono state estrapolate da precedenti studi, quindi non da noi, perché che deve avere un bosco per poter dare questo beneficio a chi passa del tempo al suo interno.
Quindi abbiamo aggiornato il nostro standard, che parlava unicamente di turismo inizialmente, a quello che è il benessere forestale, o almeno l'idoneità di una foresta a dare benessere. Ci siamo basati su quello che già c'era per il turismo, abbiamo inserito altri 4 principi che, come vedete, vanno ad analizzare gli elementi strutturali e scenici che un bosco deve avere, le specificità naturali e sceniche dei luoghi, le potenzialità ricreative e infine quelli che sono gli elementi attivi sulla fisiologia umana. Una serie di indicatori anche per questo. Ve ne mostro velocemente alcuni, che sono la struttura della foresta, l'età delle specie presenti e il numero di specie presenti che compongono una foresta, l'orografia complessiva, quindi se ci sono degli elementi che potrebbero stimolare o creare paura nel fruitore. Anche questo è negativo, ad esempio, se ci sono degli attraversamenti di fiumi, oppure se il tragitto non è agevole, potrebbe creare invece che un rilassamento uno stato d'ansia su chi attraversa quei particolari luoghi. Abbiamo poi delle visuali aperte, queste creano una meraviglia, un trasporto verso altri luoghi di coloro che attraversano il bosco, oppure, come vedete, delle vie che non sono completamente aperte. Anche queste, che se ci sono devono essere non troppo presenti, perché anche in questo caso potrebbero creare una difficoltà del fruitore a continuare sul percorso. E poi ricerchiamo anche degli elementi strutturali tipici del bosco, quindi dei grandi massi, delle costruzioni che sono idonee ad essere presenti all'interno del bosco. Ed infine andiamo a vedere quelli che sono gli elementi percettivi. Gli elementi percettivi in queste teorie vengono classificati secondo gli elementi base che ritroviamo: fuoco, acqua, terra e aria, che nella pratica vengono poi classificati con presenza di radure, quindi di sole, presenza d'acqua, quindi possibili fiumi oppure laghi. E allo stesso tempo andiamo a ricercare degli archetipi. Che cosa sono degli archetipi? Sono delle particolari connotazioni che ci fanno dire mi trovo in un particolare luogo. Quindi nelle pinetine la presenza della vista sul mare è un archetipo, oppure delle radure all'interno della foresta sono altri archetipi che ci riconducono e ci fanno riconoscere un luogo per quello che è. Infine andiamo sugli elementi fisiologici. Forse molti di voi avranno già sentito parlare dei monoterpeni. I monoterpeni sono dei composti chimici che vengono rilasciati dalle foglie delle piante e che si è visto, tramite sempre ricerche scientifiche, essere positivi se respirati durante la permanenza. Il faggio è una delle specie che rilascia più monoterpeni in atmosfera, ovviamente nelle particolari stagioni in cui la foliazione è al massimo. Cerro, pino nero e abete bianco sono altre specie che sono altamente produttive di questo composto chimico. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo essere bravi a comunicare come l'andare a certificare un bosco per queste caratteristiche, per queste opzioni anche turistiche, può dare un ritorno economico alla zona. E qualcuno lo ha fatto, e lo ha fatto anche con un senso. Vedete, nel 2022 c'è stato un comunicato stampa dell'Agenzia Nazionale del Turismo che ha messo in evidenza come ad oggi, dopo la pandemia, il 37% dei turisti vede positivamente la presenza di esperienze in natura e influisce positivamente sulla sua scelta di fare un'attività il benessere psicofisico che ne trae. Questo è l'esempio del Fai della Paganella, nella provincia di Trento. È il secondo bosco ad essere stato certificato per l'idoneità al benessere forestale, e vi mostro alcune foto in cui vi faccio vedere come loro hanno saputo ben gestire questa loro certificazione, creandone un vantaggio economico anche per tutta l'area, non solo per i proprietari del bosco. Hanno creato strutture particolari in cui hanno poi riportato una serie di cartellonistici che andavano a parlare sia di quello che è il forest bathing, sia di quello che è
la sua connessione con i boschi certificati e ha la potenzialità di fare attività all'interno del loro bosco. Vedete nelle foto alla vostra sinistra, hanno creato in un caso delle panchine, in un caso un percorso che permetteva di creare delle visuali verso l'esterno che non erano se no presenti nel loro bosco, aumentando quindi la capacità e le caratteristiche del loro bosco di dare un benessere forestale. Hanno poi creato delle zone di relax, vedete sono delle amache su cui è possibile soggiornare e passare tempo, e promuovono anche quella che è l'attività di abbraccio degli alberi. Lo fanno anche tramite un sito internet specializzato sul forest bathing in Fai della Paganella, riportando l'importanza della certificazione e andando a spiegare in varie pagine cosa si fa, quando si fa, come si fa e perché è importante farlo. Danno maggiore visibilità a quelli che sono le 2 specie che rilasciano monoterpeni e comunicano i benefici dell'abbraccio agli alberi. A me non piace ad esempio l'abbraccio degli alberi, è una cosa totalmente personale, però c'è chi effettivamente ne trae un suo beneficio nel farlo. E poi hanno creato un'economia, perché è quello di cui stiamo parlando, tutelare ma avere anche un ritorno economico. Come vedete loro hanno creato una serie, una loro listino economico su quello che è l'accompagnare persone, singole, gruppi, scuole e bambini nel fare questa attività di forest bathing. E infine ci hanno creato tutta un'economia intorno, non solo più legata al bosco, ma anche a tutte le attività commerciali che ruotano intorno alla zona. La stessa cosa, forse più in piccolo, l'ha fatto anche il Consorzio Forestale della Miata, Grosseto, che è stato il primo bosco a certificarsi per il benessere forestale, e come vedete anche loro hanno creato tutta una serie di economie legate a delle guide che sono abilitate al forest bathing, che accompagnano quindi le persone in queste attività all'interno del bosco. Questa quindi è una nuova opportunità per avere un finanziamento da parte di esterni e per andare ad aumentare le potenzialità del proprio bosco tutelandolo ora e in futuro. Io vi ringrazio e lascio la parola alla dottoressa Più. Beh, innanzitutto vi chiediamo se ci sono anche delle domande, perché come avete capito ci sono dei temi molto nuovi, molto innovativi. Noi oggi abbiamo iniziato a parlarne anche con degli esempi concreti. Abbiamo portato l'esempio di Cardor, che tra l'altro siamo anche nel mondo del gelato qui a Longarone, quindi è un esempio molto concreto, molto forte anche di un impegno di un'azienda leader mondiale su un settore che appunto è quello del gelato. E poi abbiamo visto degli esempi come quello un altro esempio di servizio ecosistemico-culturale, che è quello appunto del bagno di foresta, con degli esempi concreti che sono stati fatti appunto in foreste vicino anche alla nostra realtà. E l'impegno di Veneto Agricoltura chiaramente è quello di continuare in questo senso, nel senso della certificazione dei suoi servizi, delle attività del bosco che viene gestito, sempre appunto accompagnati da tecnici e da enti certificatori che ci possono dare concretezza chiaramente a queste politiche di gestione del territorio. Ecco, quindi se fra i presenti ci sono anche delle domande, possiamo approfittare del fatto che i relatori di oggi sono qui e eventualmente so che sono disponibili eventualmente a esaudire delle vostre curiosità di fronte a questi argomenti di cui appunto abbiamo iniziato a parlarne. Sono argomenti nuovi e chiaramente anche molto esplorativi anche nel settore forestale. Prego. Salve, sono Massimiliano Sonego, dottore forestale. Avevo una domanda per tutti e 2 i relatori. Allora, Grazie. Volete mettervi sì, là? allora, faccio prima la domanda a Dottor Fontanive. Fontanive, sì.
se esiste un mercato in cui le aziende possono cercare servizi ecosistemici su cui investire. Poi una domanda invece per che benefici ha un'azienda nell'investire in servizi ecosistemici, oltre ovviamente al fattore pubblicitario per se stessa? Allora, tu mi chiedi se esiste un mercato, cioè sì, il mercato c'è, nel senso che, come hai visto prima, siamo riusciti a creare delle schede, delle azioni di biodiversità, quindi queste azioni sono ovviamente rivolte al mercato. Noi, a dire la verità, queste azioni le faremo ugualmente per mantenere ovviamente la biodiversità. Ovviamente puntiamo però che siano degli esterni, delle aziende private che investano su queste azioni. Il mercato sicuramente si sta aprendo a una novità, non è, fino adesso abbiamo avuto il contratto con l'azienda che abbiamo visto prima, la Cardor, però siamo già in contatto con altre realtà, non abbiamo ancora concluso al momento dei contratti, si sta sviluppando, siamo ancora agli inizi, la visibilità non è ancora ampia, anche i convegni di oggi servono comunque per dare una visibilità, per far conoscere, per capire. Quindi io mi auguro che il mercato si apra, che le aziende credano in queste azioni, che sono azioni che servono ad entrambi gli attori, sia al proprietario di foreste che ha interesse a mantenere una gestione forestale sostenibile, a mantenere la biodiversità, e per le aziende, per le loro attività, per essere delle aziende green. Allora, la mia domanda riguardava qual è il vantaggio per le aziende, oltre pubblicitario. Allora, diciamo che tutte queste tipologie di attività fino adesso sono state attività volontarie, perché anche quelle legate al carbone, a parte dei settori altamente impattanti a livello proprio di emissioni di CO2, non c'era una regola, una legge che obbligava le aziende ad implementare queste tipologie di progetti. Quindi sono state più che altro tutte attività che, come abbiamo detto, rientravano o nel green marketing oppure nell'andare a parlare nell'ambito della responsabilità sociale di impresa. Di conseguenza, ad oggi questo tipo di attività che riguarda il carbonio, la biodiversità o il turismo, in piccola parte ancora biodiversità e turismo, vanno ad essere riportati in quelli che sono i bilanci di responsabilità sociale dell'impresa, di come tutto questo impatta sugli SDGs tra l'altro, e quindi è un modo in cui le aziende hanno per parlare positivamente di come si prendono cura del pianeta. Non c'è nessun regolamento che le obbliga, quindi è totalmente volontario, però questo, l'offerta che gli dà anche il finanziare attività locali è proprio per il fatto che in passato si cercava di fare queste attività volontarie andando a finanziare aziende che andavano poi a lavorare nel sud del mondo, in Sud America. Anche lo stesso Tridom pianta degli alberi, ad esempio, in aree non vicine a noi. Il beneficio di queste attività è andare a vedere, poter, volendo, verificare l'effettiva implementazione delle azioni che tu stai pagando. Quindi io faccio un'attività, effettivamente mi rendo conto che la mia attività produttiva impatta sull'ambiente. Che cosa posso fare? Posso migliorare l'ambiente in cui io vivo, oppure l'ambiente più vicino a me che riesco a trovare, l'ambiente forestale in questo caso, non andando a piantare alberi, perché effettivamente in Italia alberi non se ne possono piantare più tante, non abbiamo tante aree in cui farlo, però andiamo a gestire quello che già c'è e lo gestiamo bene.
Di conseguenza è una presa di coscienza sulle attività positive che io posso fare nello stesso momento in cui vado comunque a avere un'attività produttiva sul mio territorio. Questo. Ci sono altre domande? Curiosità, prego. Ok, salve. Primo una precisazione, non mi è chiaro, in provincia di Belluno la foresta del Cansiglio è l'unica certificata oppure ce ne sono altre? La seconda domanda è come possono gli enti pubblici, penso per esempio al comune, le pubbliche amministrazioni oppure l'ente parco o altre realtà insomma pubblico-private diciamo, favorire, insomma, implementare la partecipazione a questa certificazione forestale, a questa sostenibilità della biodiversità montana, delle foreste, eccetera. Grazie. Ok, allora per vedere quali sono le aree certificate in Italia c'è un database sul nostro sito internet in cui ritrovi tutte le aree certificate, quindi in qualsiasi provincia tu puoi lì andare a selezionare gestione forestale provincia e trovi tutta la lista delle aree certificate perché sono pubbliche. Come gli enti pubblici possono andare a migliorare la certificazione, i livelli di certificazione delle loro aree, molte già lo fanno. Ci sono molti comuni e province che decidono di andare a certificare i loro boschi. E come possono farlo? In realtà ci sono dei fondi, anche con il PNRR ci sono stati molti fondi erogati proprio per andare a certificare e a gestire le aree pubbliche. Il problema qual è? Dal punto di vista qui in Italia è che molte proprietà forestali italiane non sono pubbliche, sono private e sono sotto quel fenomeno che viene chiamato polverizzazione, ovvero i proprietari di queste aree molto spesso non sanno di essere proprietari di aree forestali perché sono piccole, perché vengono ereditati di generazione in generazione e andare a gestire queste aree per chi non è un tecnico o non se n'è mai interessato diventa estremamente costoso ma anche proprio difficile dal punto di vista tecnico. Quindi dal punto di vista pubblico devo dire che nel nord Italia le amministrazioni stanno già facendo molto per gestire e certificare le proprie aree. Per quanto riguarda invece la gestione del privato, si stanno creando dei gruppi adesso in varie parti d'Italia che propongono un fenomeno che si chiama forest sharing, come il car sharing, che loro gestiscono per i proprietari che non hanno le capacità di farlo, le aree forestali mettendole insieme e ovviamente gestendole in maniera sostenibile. Ovviamente anche questa è un'attività che sta prendendo piede da molto poco tempo, si sta cercando di incrementarla, ma appunto è molto difficile proprio per questo fenomeno della polverizzazione e della non consapevolezza dei proprietari di avere un bosco. Grazie, ci sono altre domande? Io aggiungo solo una cosa legata soprattutto alla tematica di oggi, che al momento riguarda un atteggiamento volontario, no? Allora, non è escluso che magari un domani possa diventare un criterio di merito anche questo, no? Noi lo vediamo ad esempio in agricoltura. In agricoltura molte volte le aziende per accedere ai fondi del PSR, se non sono certificate attraverso un sistema di qualità così, hanno meno probabilità di poter accedere a questi fondi. Quindi non è escluso che un domani anche questo, diciamo, lo sposare uno standard piuttosto che un altro non sia una porta d'ingresso magari per poter accedere a dei finanziamenti o magari così a dei canali per poter prendere delle azioni. Molto spesso solo pagando, solo attivandosi in certe situazioni si riesce poi effettivamente poi ad accedere ad una sorta di, a sua volta, di finanziamento. Ripeto, in agricoltura questo già c'è e moltissimi operatori, se vogliono essere, diciamo, agevolati in alcune misure, devono magari aver abbracciato dei sistemi di certificazione. Penso ad esempio la SNQPI nel caso dell'attività appunto della viticoltura, o magari anche Biodiversity Friend nel caso ad esempio anche in altre attività. Quindi sono chiaramente delle
dei bollini di qualità che danno il merito, l'impegno a chi a tutela dell'ambiente e che danno appunto dei punteggi in più per poter poi accedere magari anche dei finanziamenti. Al momento queste cose non ci sono, non sono appunto, sono legate al senso dell'accedimento volontario, ma non è escluso che magari un domani possono essere invece fonte di un punteggio. Ecco, io con questo, se non ci sono altre domande, chiuderei appunto questa parte dedicata ai servizi ecosistemici culturali e ringrazio chiaramente l'Ente Fiera perché ci ha dato lo spazio per poter presentare, iniziare a parlare di questi argomenti che magari sono di non immediata, non dico comprensione perché i nostri relatori sono stati molto, molto chiari, però non se ne parla molto, quindi bisogna iniziare a prendere anche un linguaggio a volte anche stesso con gli acronimi, no? Che oggi si parla molto anche di ESG, PFC, cioè sono tutti acronimi che però fanno capire chiaramente che dietro c'è tutto un sistema di tutela e di atteggiamento responsabile nei confronti dell'ambiente. Ecco, grazie allora a tutti, arrivederci.